Quindi è cominciata la registrazione ora. E ci sono ancora 2 minuti di attesa per cominciare. Oggi ho un altro discorso. Dopo di questo, chi ti ha richiesto questo? La Fondazione di Sua Santità Dalai Lama a Delhi, e adesso insegnerò tutti i venerdì per un periodo abbastanza lungo. Quindi la maggior parte sono studenti indiani oppure le persone che sono a Delhi. Sì, bisogna registrarsi, bisogna iscriversi, però possono partecipare da tutte le parti del mondo. Quindi Paloma sta chiedendo che è il titolo del libro che in inglese che Sheila sta pubblicando o ha pubblicato questa mattina. È un libro che è basato sulle interviste di Kirti Rinpoche del monastero di Corti, che adesso sta a New York, e lei ha scritto molti libri e questo è un libro basato su interviste con Kirti Rinpoche. È molto speciale questo libro, eh? Il titolo del libro è molto interessante. 3 vite in una vita. 3 lives in one life. Che cosa vuol dire? Perché Rinpoche è vissuto tantissimo in Tibet e poi in India e quindi ha moltissima esperienza, aveva moltissima esperienza. Interessante. Piacerebbe di leggerlo. Noi siamo online adesso. Se non vuole darci delle informazioni riguardo la reincarnazione di Rinpoche, si può chiedere questa cosa perché noi stiamo aspettando da tantissimo tempo, non ho assolutamente idea. Kirti Rinpoche, non senza Kirti Rinpoche, è un altro, no, è reincarnato ed è in un monastero di Kirti. Lui era il ministro delle religioni del governo tibetano. E quello di cui stai parlando è Kirti Sendra Rinpoche. Sì. Scusa, ci sono tanti esseri straordinari. Siamo veramente molto fortunati. Che tornano indietro da Shangri-La, veramente straordinario. Quindi adesso possiamo cominciare. Il prossimo discorso di Geshe-la cominciamo alle 6 di oggi pomeriggio, quindi praticamente immediatamente dopo, quando già non c'è neanche il tempo di prendere il tè. Dopo questo discorso che faccio adesso, che finisce alle 5:30, poi immediatamente comincio alle 6 gli insegnamenti per la Fondazione di Sua Santità Dalai Lama di Delhi. Anche Pamela sta cercando di connettersi. Noi siamo usciti, ci vuole un po' di tempo, ci vuole poi piano piano, dobbiamo rilassarci. Ancora grazie Geshe-la per sei venuto a come rendere questo nuovo anno significativo e felice. E siamo molto contenti che Geshe-la ci abbia dedicato del tempo. Quindi
Cominciamo da dove abbiamo lasciato ieri e quindi comincio questo discorso prendendo questa citazione da Buddha, dove dice non fare assolutamente niente che lo fa sia negativo, fai soltanto le cose positive e completamente trasforma la tua mente. Questo è il mio insegnamento. Quindi comprendendo queste parole, il significato di questo verso è veramente effettivamente è molto significativo ed è veramente cioè, anche quest'anno, l'anno prossimo. La cosa interessante è che tutti quanti gli insegnamenti di Buddha, tutti gli insegnamenti sono veramente vicini, sono che non sono mai fuori moda, sono sempre attuali perché sono in accordo alla legge della natura e quindi tutti quanti possono comprendersi, è veramente comprensibili, accessibile a tutti quanti. L'insegnamento del Buddha è accessibile a tutti quanti, sempre, in tutti i tempi. Non parlo soltanto riguardo gli aspetti culturali, non c'entra niente. Ma per esempio le quattro nobili verità, questo verso non fare niente che sia negativo. È veramente molto importante. E ovunque, in qualsiasi paese, uomini, donne, bambini, adulti, non fare niente che sia negativo. Negativo cosa vuol dire? Qualsiasi cosa che direttamente o indirettamente danneggia voi, danneggia gli altri, distrugge la vostra pace e la pace degli altri. Questo è negativo, non è buono. Uccidere, rubare, abusare degli altri. Questo è importante dappertutto, quindi dobbiamo cercare di rendere questo veramente molto chiaro, perché altrimenti ci sono delle persone, oh, cos'è che è buono o cattivo? Però c'è veramente una norma, no? Il non uccidere, parlando in generale, naturalmente, generalmente parlando, uccidere, rubare e così via, sono cose illegali, sono contro la legge come anche nella, nella Carta delle Nazioni Unite, eccetera. Questa è una violazione dei diritti umani, quindi non parliamo in termini di insegnamenti religiosi e spirituali, ma si parla della natura degli esseri umani, non fare niente che sia negativo. Qualsiasi cosa sia negativa bisogna evitarla, qualsiasi cosa che direttamente danneggia voi, danneggia gli altri, a livello temporaneo, a livello utile, cercare di non fare questo. Anche se voi delle volte vi succede di fare questa cosa, non pensate che sia giusto? Non cercate di diventare amici con questo, non diventare amici con ok, fate tutte le cose stupide e negative, pensare che vanno bene, ok, ok. Noi diciamo, normalmente diciamo ok, cioè, particolarmente facciamo alcune cose negative perché nessuno ce l'ha visto e diciamo, ah, magari va bene, ok. Non fare niente che sia, o ancora magari diciamo, oh, magari mentalmente se le persone ordinarie non hanno visto, però i bodhisattva possono averlo visto. Alcune persone pensano così, però beati che non hanno quel tipo di fiducia, diciamo, non so se esistono veramente Buddha e Bodhisattva, perlomeno ci sono anche gli altri esseri umani non l'hanno visto, per cui ok, no, non fare niente qualsiasi negativo. E comunque lascia un'impronta negativa nella mente, non ha importanza se gli altri vedono o non vedono, non è questione di maggioranza o minoranza, anche la maggioranza a livello democratico, una grande popolazione la maggior parte delle persone che fanno delle cose negative deve essere visto come negativo, quindi non fatelo, non fate niente che sia negativo perché le altre persone lo fanno, la maggior parte delle persone lo fanno, no, non fate niente che sia negativo. Al contrario, fate invece qualsiasi cosa è positivo, fate qualsiasi cosa sia positiva, ogni cosa vuol dire compassione, amorevole gentilezza, eh, aiutare gli altri, sorridere, tutte le quante cose che portano gioia, felicità, pace, armonia, tutte queste cose dovete fare, dovete incrementare, non dovete pensare no, queste sono cose minori e non c'è problema, anche le cose più piccole, anche le attività più piccole che sono buone, che possono aiutare voi stessi e gli altri, fate qualsiasi cosa sia aiuti gli altri. Ma le persone magari pensano, oh, se la pratica buddista è quello di non fare qualsiasi cosa che sia negativa e fare qualsiasi cosa sia positiva, allora per quale motivo questi monaci studiano i testi, dibattono e per quale motivo sprecano il loro tempo? È molto semplice, semplicemente fare le buone cose e evitare le cose che pensano che sia una cosa veramente semplice. No, non è così semplice. Ecco perché Buddha ha
è tutto. La terza frase che è appunto completamente trasforma la tua mente. Quindi cosa vuol dire fare le cose positive e evitare le cose negative? Bisogna comprendere prima di tutto la prima. Avendo compreso questo bisogna praticarlo, addestrare la mente, a metterlo nella propria pratica. E quindi questo non è semplicemente non farlo per un giorno o 2 giorni, abbiamo una sessione per 3 giorni e basta, no. Bisogna cercare di addestrarsi per 2 settimane, fare un ritiro. Sì, questo è una cosa molto buona perché creeranno sicuramente un'impronta, però quello qua è completamente trasforma la tua mente. E per poter cambiare completamente la propria mente con l'aspetto positivo, per trasformarla completamente, devi lavorare intensamente, bisogna sforzarsi molto. È veramente molto importante, è qualcosa che deve essere fatto regolarmente, sulla base quotidiana, perché cambiare, trasformare la propria mente, noi siamo così abituati nelle abitudini negative, le tendenze negative, e cambiare questo è molto. Non è facile, come ho detto, se voi soffrite per di malattie croniche come il cancro e cose, una medicina, una pillola non aiuterà, bisogna fare una cura completamente, quindi bisogna trasformare completamente la mente. Allora, questo è il mio insegnamento e quindi è veramente, veramente riassunto tutti quanti gli insegnamenti in queste 3 righe. Non fare niente che sia negativo, fai soltanto quello che è positivo e trasforma completamente la tua mente. Quindi bisogna comprendere bene che cos'è negativo, cos'è che è di beneficio per gli altri, e quindi bisogna imparare a conoscere tutti i pro e i contro e quindi rimuovere completamente tutte quante le cose negative. Se voi fate questo, allora la vostra vita diventa significativa, questo giorno diventa significativo, questo mese diventa significativo, sarà significativo in America, sarà significativo in Germania, sarà significativo dappertutto, in India, dappertutto. Quindi non pensate che devo fare questa pratica quando sono uscita e non quando sono in America o quando sono in Germania. Non è proprio così, deve essere fatto dappertutto, ovunque voi andiate. Voi siete degli esseri umani ordinari con tutti quanti i difetti e le qualità, quindi è veramente molto importante cercare di praticare, e per praticare bisogna trasformare, disciplinare il vostro corpo, parole e mente, e quindi in questo modo bisogna costantemente guardare quello che dice la vostra bocca, quello che le mani stanno facendo, cosa pensa la vostra mente. E quindi i grandi Lama Kadampa hanno sempre detto, quando voi siete da soli nella casa di qualcuno, guardate le vostre mani. Questo vuol dire, e se vedete qualche cosa che è molto bello in una casa, delle volte magari è possibile che magari potete cercare di prenderlo, anche se non lo rubate, però magari vai a toccare questa cosa, e poi se lo rompi è veramente, veramente imbarazzante. Quindi guarda le tue mani e non toccare le cose quando sei da solo nella casa di qualcuno. E quando sei in mezzo alla gente, controlla la tua bocca, perché quello che stai per dire può danneggiare molte persone, particolarmente fra le persone. C'hanno diversi tipi di persone, tantissimi diversi. E quando voi lo date a qualcuno, allora danneggiate qualcun altro. E quindi fate infelice qualcuno. Quindi quando siete in mezzo alla gente, chi lo date e chi non criticate è veramente molto difficile. Quindi fra le folle ci sono tantissime persone che sono molto, molto, molto sensibili, e quindi per le persone che sono molto sensibili, qualsiasi cosa voi diciate può creare un grande impatto nella loro mente. Quindi controllate la vostra bocca. Controllate la vostra bocca, e quindi dico sempre, dalla natura, per natura, la natura ci ha dato soltanto una bocca e 2 occhi e 2 orecchie. Questo vuol dire guarda di più, ascolta di più e parla meno, parla meno, parla meno. E quindi cerca di parlare meno. E particolarmente Sua Santità Dalai Lama anche dice questo: se ascolti di più, imparerai di più e imparerai. Se continui a parlare, ripeterai soltanto le cose che conosci, non impari molto e non impari niente di nuovo. Quindi ascolta di più. E a livello ordinario è molto importante, perché a livello ordinario noi siamo tutti quanti veramente, ci piace a tutti quanti parlare, ho avuto questa esperienza, ho avuto questa spiegazione, conosco questo, conosco quest'altro. Eh,
E quindi non ascoltate tanto, particolarmente non ascoltate le persone con le quali che sono meno istruite, che conoscono meno, però la vera educazione che venga da una persone che sono letterate, le persone che, o le persone che non considerate ignoranti, veramente una persona, è l'Acharya Kamalashila, da qualche parte ha detto nella stadi di meditazione, nei stadi intermedi di meditazione, lui ha detto chiaramente gli insegnamenti che noi troviamo nella bocca dei piccoli, dei bambini, ecco, bisogna, se avete quel tipo di attitudine, quel senso di ottenere la buona conoscenza, la conoscenza non è nei libri, la potete imparare dalla natura, dai fiori, dagli animali, così. Se guardate la vita di molte persone come Milarepa, non sono andate in una scuola particolare per studiare o svegliarsi la mattina e la sera, ascoltare la campana del mattino e quindi andare e quindi osservare tutte queste discipline anche che sono stati nella natura e con il loro con uno o due guru hanno seguito le istruzioni del loro guru. Quindi la maggior parte di queste persone, anche le persone, anche gli ordinari contadini hanno molta più esperienza di noi perché sono in contatto con la natura. Noi ci consideriamo educati o istruiti perché abbiamo imparato quanto dai libri e non abbiamo veramente imparato dalla natura, non abbiamo imparato dall'esperienza e quindi è veramente molto importante di rimuovere le azioni negative, non fare niente che sia negativo, quindi eliminare le azioni negative che sono motivate dalla rabbia, dalla gelosia, dalla rabbia, quindi prendersi, avvantaggiarsi dagli altri e quindi abusare degli altri. Tutte queste cose negative bisogna comprendere una cosa molto importante. Spesso dico, questa preziosa rinascita umana che ha questo corpo e questo incredibile corpo, questo credibile cervello che è per fare delle cose positive, questa vita molto breve, devo rendere questa vita che è così breve, rendere felice e far sì che anche gli altri siano felici. Se voi siete capaci di fare questo veramente è dare valore a questa preziosa rinascita umana. Se invece non avete questa conoscenza, non avete questo cervello umano, non avete questa comprensione, allora è completamente l'opposto di prendersi cura della preziosa rilasciata, è veramente una vita umana distruttiva e completamente inutile, quindi rendete questa vita significativa. La cosa più importante è quello, una giusta attitudine mentale e quindi con questo influenzati dalla compassione e quindi Buddha nel suo insegnamento ha detto se voi avete una qualità nel palmo della vostra mano, avete tutte le qualità del palmo della vostra mano. Cos'è quella qualità? È la compassione. Il significato è che se voi sinceramente e genuinamente coltivate questa qualità come la compassione vi aiuterà e quindi vi eviterà di fare molte cose negative, come per esempio nel caso della compassione. Che cos'è la compassione? La compassione vuol dire desiderio di rimuovere la sofferenza di tutti quanti gli esseri senzienti. Se veramente, genuinamente avete questo desiderio per eliminare la sofferenza degli altri, come potete danneggiare gli altri? Come potete abusare gli altri? Come potete ingannare gli altri? Come potete ingannare gli altri? Quindi tutte queste eh, attività negative verso gli altri esseri senzienti automaticamente cesseranno. Quindi questo chiaramente mostra che noi non siamo bravi neanche in una qualità, abbiamo tantissime buone qualità, certo, di sicuro, però ecco perché quando voi siete, come dice nella Bisaya, ancora quando leggete la pratica delle sei perfezioni, Maitreya chiaramente dice se è veramente una buona pratica del dare, della prima professione, il dare, la generosità, in quella pratica della generosità comprende anche tutte quante le altre perfezioni. Similarmente nella pratica della moralità, se voi la conoscete bene, allora quindi comprende anche la pratica di tutte quante le altre perfezioni. Quindi ecco perché voglio dire una cosa.
Sì, è importante sempre studiare, avere più conoscenza, di sicuro, però la cosa più importante sono due cose. Ci sono tantissime cose che fate già, cioè, riconoscete questo, riconoscete che state già facendo delle cose buone. Magari pensate, venite depressi perché quando siete insieme, quando l'insegnamento dice, parla delle emozioni negative, delle sofferenze, dei problemi. Allora magari particolarmente se siete all'inizio, allora magari il buddismo è veramente una religione pessimista, però non è assolutamente il caso, perché il caso è cos'è che ci dà fastidio, cos'è che ci dà fastidio, cos'è che rende la nostra vita sfortunata e non senza successo. Sono queste emozioni negative, quindi bisogna cercare di parlare di queste emozioni negative. Questo non vuol dire che voi siete completamente incorreggibili o senza speranza, che non si può fare assolutamente no, non si sta dicendo questo, ma anche voi avete questa preziosa rinascita umana, quindi il fatto stesso che hai ottenuto questa preziosa rinascita umana, hai fatto molte cose buone e non tutti quanti hanno ottenuto questa preziosa rinascita umana, per cui avete fatto molte cose positive, quindi avete queste impronte positive e quindi se voi siete un essere umano o non un essere umano, tutti quanti abbiamo una natura di Buddha, la capacità di poter diventare un Buddha, anche gli uccelli, anche i vermi, gli insetti, anche loro hanno una natura di Buddha. Questo vuol dire che loro hanno questa base, questa chiarezza di base della mente che può ottenere le qualità positive. Questo bisogna riconoscere questo e ho moltissime anche cose positive. Posso leggere, posso scrivere, posso sentire gli insegnamenti e quindi non sono cieco, posso vedere il lama, posso vedere gli oggetti sacri e così via, posso leggere i testi sacri, non sono sordo, posso sentire gli insegnamenti e non sono stupido, posso parlare degli insegnamenti, posso discutere gli insegnamenti, abbiamo tantissime buone qualità e moltissime capacità se voi analizzate bene. E quindi però la cosa sfortunata è che noi abbiamo questa tendenza di brontolare sempre delle cose che non abbiamo e raramente apprezziamo quello che abbiamo e quindi una delle cose che noi dobbiamo fare è quello di rendere la propria vita più felice e di apprezzare tutte le cose buone che si posseggono già. Voi non siete una mucca, non siete un cane e quindi se voi immaginate se anche con questa preziosa rinascita umana, con tutte le possibilità che noi abbiamo, tutto quando, e continuiamo a brontolare, immaginate se voi rinasceste come il cane, cosa potete fare? Quando avrete il vostro, dove andate a avere colazione, dove andate a dormire, quando è che come si può avere il buon cibo, le vitamine, tutti quanti gli esseri umani parlano di queste cose, tutte queste buone qualità, questo cibo buono che noi abbiamo. Queste sono le cose, il cibo di base che è mangiabile anche per un cane, è anche difficile avere questo, come i cani, le mucche e così via. Quindi noi siamo veramente molto fortunati, siamo veramente molto, molto, molto fortunati. Ecco perché bisogna apprezzare, bisogna riconoscere quello che si ha, queste grandi potenzialità che abbiamo come esseri umani e anche generare la forza e determinazione dal momento che ho ottenuto questa preziosa rinascita umana, tutte queste facoltà fantastiche, ora è il momento di praticare. Adesso è il momento di praticare. E se voi non fate questa pratica proprio adesso, se sprecate questa opportunità e se voi morite, allora dopo di questo non è sicuro quel tipo di rinascita potrete avere e quindi incontrerete ancora degli altri insegnanti, rinascerete ancora come esseri umani, non c'è una garanzia, tutto quanto è deciso dal tipo di azioni che voi in cui vi impegnate. Quindi adesso è l'opportunità, è proprio come una persona che durante questo periodo di chiusura hanno perso il lavoro. Ci sono tantissime persone che sono senza lavoro e quindi stanno soffrendo senza lavoro. E quindi quando hanno l'opportunità di ottenere qualche lavoro, immediatamente cercheranno di andare a cercare lavoro perché sono in una situazione molto disperata. Quindi noi dobbiamo essere così. Dovremmo essere così come una persona che è senza lavoro, appena abbiamo ottenuto questa opportunità, e che questa è un'opportunità, è una in tantissime. Sono così fortunato di avere questa preziosa rinascita umana. Quindi bisogna pensare in questo modo. È proprio come un insegnante tibetano dice, domani o la prossima vita, cosa arriverà prima non sappiamo. Arriverà prima la prossima vita o domani? La prossima vita cosa vuol dire? Che,
espiriamo e poi non possiamo più inspirare, questo si chiama la prossima vita, quella si chiama morte. Ok? E quindi quello non avete assolutamente nessun controllo, non avete nessuna scelta, anche se noi pensiamo di avere controllo, avere scelta, vivere in una buona situazione, vivere in un bel posto, ho tutte quante le situazioni facili, ho degli amici, ho una buona famiglia, ho il dottore. Possiamo avere tutte queste facilitazioni, però non c'è assolutamente nessuna garanzia che non moriremo oggi o domani. E quindi dovete cercare di capire questo e apprezzare ogni momento. E quindi la vita umana, quello che noi chiamiamo vita umana, forse ve l'ho già detto questo, c'era un insegnante tibetano che aveva chiesto ai suoi studenti che se lui stava praticando. Sì, sto praticando. Lo studente ha risposto sì, sto praticando. E l'insegnante gli ha detto no, tu non stai praticando perché ti ho visto che stai dormendo tutta la notte. Perché sì, tutti quanti noi facciamo così, no? E dormire tutta la notte vuol dire che la vostra vita rimanete a dormire tutta la vita. E poi durante il giorno, tutta la notte tu dormi e durante il giorno sei completamente distratto. E allora quando è che tu pratichi? Distratto vuol dire che molte volte la distrazione devi cucinare, devi andare a fare la spesa e questi sono particolarmente nella vita moderna, ci sono centinaia di migliaia di oggetti che uno si può completamente distrarre, particolarmente se andate in grandi città, andate a visitare un sacco di posti, ci sono questi un sacco di oggetti che ti confondono, questi incredibili oggetti che quindi uno viene completamente intossicato, viene distratto da questo, viene completamente distratto dagli oggetti, distratto dalle persone o anche pieno di pigrizia, non faccio niente e quindi il tempo passa così. Noi abbiamo pensato che il 2020 è finito, è già cominciato il 2021, è appena cominciato. Siamo già quasi nel terzo mese del 2021. Il tempo vola, ma il nostro modo di vita, lo stile di vita più o meno continua con questo afferrarsi alla permanenza, vivrò per sempre, sto bene. Questo è un problema e che sto bene adesso. Adesso quando io sto bene e magari non sto bene, sono due diversi livelli. Uno se a livello ordinario, se non siete fisicamente ammalati, potete vedere che sto bene, no? Però se guardate un pochettino più in profondità, il modo come voi pensate, il tipo di emozione che voi sviluppate, non siete assolutamente a posto. Voi siete completamente radicati nel samsara, nell'esistenza cieca, incontrate tutti questi diversi tipi di sofferenze per cui non siete a posto. Voglio dire che voi siate bene quando non è così, è un grande problema. È un grande problema, è veramente come una persona folle. Quando voi incontrate una persona folle, allora mentalmente non funziona completamente ed è completamente folle. E cosa chiedete? Stai bene? Sì, 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 sto bene, sto bene, sto bene. E cominciate a cantare, ballare. E questo è il problema, quando voi non riconoscete il problema che voi avete, come potete curarlo? Ecco perché la prima cosa che Buddha ha insegnato è la verità della sofferenza e le cause della sofferenza, riconoscere questo, questa è la nostra realtà. E quindi questa emozione negativa ci darà un sacco di problemi, bisogna riconoscerla, bisogna comprenderla, comprendere la sofferenza e che voi siete completamente influenzati da questo. E quindi questo deve essere conosciuto e le cause di questo devono essere eliminate. E lo stato della salute bisogna ottenerlo e per questo c'è bisogno di prendere medicine per star bene fisicamente. Così la stessa cosa è con le cure mentali. Bisogna identificare la sofferenza e le cause della sofferenza, che sono le emozioni negative e la possibilità di eliminare queste affidando alla medicina del Dharma proprio.
Quindi cercate di ricordarvi di questo, ricordatevi di questo, non fate niente di negativo, fate soltanto quello che sia positivo e trasformate completamente la vostra mente. Questo è il mio insegnamento. Ricordatevi di queste frasi. E anche ancora bisogna realizzare che voi vivete con tantissimi altri esseri umani, esseri ordinari che si comporteranno nel modo ordinario, vivono nell'attaccamento, nella rabbia e così via. E quindi voi avete bisogno veramente stare molto molto attenti. Shantideva nel suo Bodhisattva Charivatara ha detto: se il vostro corpo è coperto con delle ferite aperte, allora camminate in mezzo alla folle, dovete stare veramente molto attenti, altrimenti le persone non conoscendo che avete queste ferite nel vostro corpo magari vi spingono, vi toccano con la ferita e quindi magari sentite un sacco di male, quindi dovete stare veramente molto attenti. Allo stesso modo, quando vi associate con le altre persone che andate in mezzo alla gente, dovete essere molto attenti a guardare la vostra mente, le ferite della vostra mente. E quindi proteggere la propria mente. Quindi veramente non è una buona idea di reagire in un modo negativo a qualsiasi cosa che uno sperimenta, perché proprio semplicemente reagendo nel dire tutte quante le cose negative non potete controllare le persone, non potete cambiare le persone. E quindi il modo ordinario di fare cose, voi cercate di essere bravo, cercate di dire qualche cosa in un modo forte, magari posso fare questo, posso sconfiggere le altre persone, posso conquistare le altre persone, sarò il vincitore e gli altri saranno dei perdenti. Ecco, questo è il nostro approccio. E questo non è, effettivamente non è la tecnica che ha usato il Buddha. La tattica del Buddha era quella di rimanere calmi, rimanere tranquilli, e guardare la propria prospettiva mentale. E quindi lui ha realizzato chiaramente che ci sono tante cose e lasciate andare, dovete lasciare andare, quella è la pratica, lasciare andare questo afferrarsi a sé, che vuol dire lasciare andare le cose, non litigare per le cose, non cercate di litigare per magari le persone potrebbero reagire in un modo negativo, quindi non in un modo sano e quindi non chiedete delle spiegazioni. Chi siete voi per avere le domande e le risposte? Non cercate di trovare delle risposte e quindi non vi aspettate che le altre persone comprendano da dove voi venite. Quindi in quel modo voi dovete imparare così che la vita è molto meglio viverla quando voi non centralizzate tutte le cose su quello che succede a voi stessi. Questo è un punto molto importante. Quando voi non centralizzate tutto su quello che succede a voi, ma centralizzate quello che succede dentro di voi. Non date tanta attenzione a quello che succede intorno a voi, ma prestate più attenzione a quello che succede dentro di voi, come voi reagite. Dovete adottare, dovete sviluppare un certo tipo di attitudine nella vostra, che è veramente avere una attitudine stabile, così gli cambiamenti esteriori su e giù, l'alternante su e giù dell'esterno non vi influenzeranno molto. Uno dei Sutra Mahayana, Buddha dice che la vostra mente non deve essere come un pezzo di cotone o come una piuma, perché un pezzo di cotone oppure una piuma, anche se c'è un piccolissimo folata di vento, vi butterà in tutte le varie direzioni. Così lo stesso, ma se lasciate che la vostra mente diventa veramente debole e molto leggera, così come un pezzo di cotone o come una piuma, allora emotivamente reagirai in un modo emotivo per tutto quanto e questo porterà un sacco di problemi che non sono necessari. Ok? Ecco perché quello che dicevo di essere autentici, dovete, la vostra vita è la vostra vita, la vostra vita è la vostra vita, non è di nessun altro, la vostra vita è la vostra. E voi dovete cercare di prendere le giuste decisioni, dovete assumervi le responsabilità per la vostra vita. La vostra vita non è quella di danzare o di fare come fanno le altre persone, le attività delle altre persone. Voi non siete una bambola. Voi avete in India possiamo Katpuri,
le persone che non siete un burattino, no? Ci sono le persone che muovono le marionette, no? E quindi poi queste marionette si muovono, no? È così, se voi guardate molto bene, noi le volte agiamo in quel modo lì. Se indosso questo vestito, cosa diranno le persone se indosso? Se uso questo tipo di orologio, cioè se guardo, se mi indosso queste scarpe, che cosa penseranno le altre persone? Che cos'è la cosa più moderna, la più così, la cosa più moderna? E quindi per quale motivo sei così preoccupato riguardo a tutte queste cose? Sei così preoccupato di tutte queste cose perché non conosci te stesso e quindi vuoi semplicemente cercare di compiacere gli altri. Non soltanto l'insegnamento buddista, però è una cosa ordinaria, uno che cerca di piacere gli altri, e anche questo, anche a livello ordinario. Dovete cercare di prendere la completa responsabilità della vostra vita e cercare di essere sicuri che il vostro stile di vita è tale che non crea sofferenze e problemi agli altri. Allo stesso tempo, voi avete tutti quanti i diritti di essere voi stessi il vostro stesso maestro e quindi non lasciate che gli altri prendano qualsiasi tipo di altra direzione. E quindi io ho ripetutamente detto che oggi tutto quanto il mondo dice io sono preoccupato, sono impegnato, però non si sa bene per quale motivo siano impegnati. Effettivamente con questo tipo di attitudine, con questo grande sviluppo, questo grande sviluppo tecnologico, è veramente un paradosso, no? Adesso con questo sviluppo sofisticato della scienza, veramente dovremmo avere più tempo, non dovremmo correre così tanto, perché tutte quante le facilitazioni che abbiamo, che sono date alla scienza, dovremmo fermarci un attimo ed essere più tranquilli, dovremmo stare più tranquilli e fare più cose, delle cose creative, delle cose più compassionevoli, e fare delle cose molto più utili. E invece di essere sempre più rilassati, più pacifici, le persone continuano a correre sempre di più e cercano di competere con la velocità delle macchine. E come si può fare questo? E non essere in grado di avere la possibilità di correre alla stessa velocità delle macchine, quindi c'è veramente una grande sofferenza. C'è veramente in India, per esempio, milioni di persone, in generale, milioni di giovani, particolarmente i bambini, hanno già veramente una brutta vista perché cercano di vedere che cosa c'è nel loro telefono cellulare e quindi c'hanno tantissimi problemi alla vista, quindi non abbiamo questo controllo interiore per giudicare, fare la cosa giusta ed evitare le cose sbagliate. Quindi l'insegnamento più importante che è insegnato nel buddismo è quello di diventare il vostro stesso leader, la vostra stessa guida. A livello convenzionale, se abbiamo dei leader convenzionali come il presidente, i padroni, eccetera, eccetera, ma voi stessi dovete essere il vostro stesso leader, la vostra stessa guida. E quindi per indicare un leader nella vostra mente, la guida della vostra mente, che è la saggezza, la compassione, l'amorevole gentilezza, l'altruismo, e rimuovere completamente e togliere dal trono le emozioni negative. E quindi semplicemente detto, la nostra mente è controllata da qualcosa che nella nostra mente ci sono delle competizioni con due partiti politici, cioè il partito politico delle emozioni negative, il partito politico delle emozioni positive. Adesso la nostra mente è particolarmente controllata da quelle che sono le emozioni negative e il padrone di queste emozioni negative è l'attitudine autogratificante e l'afferrarsi a sé come veramente esistente. E quindi sono il presidente o il generale dell'esercito, eccetera, e che creano appunto, sono il dittatore, eliminano le azioni positive, le emozioni positive e la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera, controllano tutto. Quindi attraverso la pratica buddista quello che noi cerchiamo di fare, dal momento che noi siamo controllati da queste emozioni negative, come l'attitudine gratificante, l'egoismo, allora tutte quante le cose la causa di molte altre emozioni negative, non abbiamo un sacco di problemi a livello individuale, nella famiglia,
a livello della società, in tutta la nazione, in tutto il mondo. Io non posso fare questo. E quindi le cose non vanno bene per niente. Quindi il problema è, siccome chiunque noi siamo alla guida di un paese, noi principalmente siamo guidati da queste emozioni negative. Quindi il risultato di questo, lasciare se stesse guidate dalle emozioni negative, e adesso è arrivato il momento di dire adesso basta, dire goodbye, arrivederci a queste emozioni. È il tempo di togliere dal trono le emozioni negative. Adesso basta, è ora di finirla. I maestri Kadampa usano un linguaggio molto potente quando litigano o discutono con le emozioni negative, anche se le emozioni negative sono così potenti, sono molto potenti, ci hanno buttato per terra, vi hanno buttato a terra e gli hanno dato tutto quanto il loro peso su di voi. L'unica cosa che potete fare è di cercare di graffiare la loro faccia, anche se quella è l'unica cosa che lasciate fare, cercate di graffiare. E quindi mai, mai, mai sottomettersi, lasciarsi sottomettere dai dittatori delle emozioni negative. Ora, come sono queste emozioni distruttive? Dobbiamo fare degli esercizi molto semplici, non semplicemente questo è insegnato da Buddha, no, no, semplicemente cercate di fare degli esercizi, cercate di fare qualche analisi come le emozioni negative, come la rabbia, per esempio. Tutti quanti noi abbiamo questa esperienza di arrabbiarci un momento all'altro e quindi però non c'è assolutamente nessuno che dirà mi sono arrabbiato molte volte e quindi quando mi arrabbio sono molto contento. Nessuno dice questo. Nessuno. Nessuno al mattino crea la motivazione, adesso oggi mi arrabbierò. No, non si programma così, perché in qualche modo sappiamo che la rabbia non va bene, però quando siamo con le persone, ci mischiamo con le persone, con situazioni diverse, la vostra pace mentale è disturbata, è distrutta e vi arrabbiate. E certe volte fisicamente litigate con qualcuno. E alla fine della giornata, quando tornate a casa e riflettete su quello che avete fatto, e allora ancora non c'è nessuno che vi dirà: Ah, oggi mi sono arrabbiato, ho litigato con qualcuno, quindi sono veramente molto contento della mia giornata. Non c'è nessuno che dirà questo. Ecco perché negli insegnamenti buddisti e anche da altre parti, se uno si arrabbia, arrabbiarsi ed aspettare che gli altri stiano soffrendo è veramente è come uno beve del veleno e si aspetta che gli altri muoiano. Se voi bevete il veleno, voi morirete, non le altre persone. Voi vi arrabbiate con un'altra persona e bevete il veleno, perché ci sono delle persone che sono così arrabbiate per cui bevono le cose velenose e poi si suicidano. Così allo stesso modo, quando voi generate emozioni negative della rabbia, voi siete la persona che ne subirà le conseguenze. E naturalmente l'ignoranza che è il boss di tutte quante le emozioni negative, ci sono tantissime cose negative che succedono, tutte le cose che succedono a causa dell'ignoranza, perché non conosciamo effettivamente come siamo connessi in un modo ravvicinato con gli altri bisogna imparare a capire quanto è importante vivere in armonia e in unità, perché siccome non abbiamo questa idea grande, abbiamo una mente così piccola, allora creiamo queste divisioni, no? Allora, bianchi, rossi, verdi, gialli, uomini, donne, e quindi litighiamo su questi nomi, queste etichette che noi stessi abbiamo dato. E quindi dopo aver litigato, chi è che ha il beneficio? Tutti quanti soffrono, tutti soffrono. E quindi
È veramente molto importante. Questo è il punto che cerco di dire. Non prestate troppa attenzione a quello che succede intorno a voi, prestate attenzione a quello che succede dentro di voi. Cercate di centralizzare la vostra mente. Quando voi siete in grado di, quando riconoscete che state per arrabbiarvi e capite che cosa sta succedendo, quindi se voi non vi arrabbiate, allora ci sono tantissimi, moltissimi vantaggi. Non ho tempo di parlare di tutte quante le emozioni negative, però semplicemente riguardo la rabbia, per esempio. Se voi non vi arrabbiate, ci sono tantissimi vantaggi. Se vi arrabbiate, ci sono tantissimi svantaggi. Per esempio, se voi non vi arrabbiate, voi sarete più belli, avrete un aspetto migliore. E quando voi non siete arrabbiati, allora sorriderete. E quando invece siete arrabbiati, non sorridete. Quindi quando siete tranquilli, rilassati, allora sorridete. E quindi poi si possono vedere i denti, che è veramente una cosa unica per gli esseri umani. Siete, sembrate molto belle anche se non avete alcun tipo di ornamento, non avete bisogno di usare nessun tipo di cosmetico, sarete veramente belli, attraenti, perché Buddha non ha mai usato nessun tipo di ornamento, però è veramente molto bello, perché lui ha questa calma interiore, questa saggezza che si riflette negli occhi, nella sua esperienza. E anche abbiamo questa la stessa cosa. E dovete avere questa calma mentale e quindi la vostra energia comincia a fluire e sarà molto più tranquilla. Le vostre energie che fluiscono nel vostro corpo, quindi la circolazione sarà veramente ottima e quando la circolazione è buona, questo andrà in tutte quante le parti del corpo, anche il vostro volto e il vostro volto sembrerà radiante. E quindi quando le persone non hanno questo, allora, la circolazione non è buona e quindi l'energia è bloccata e quindi però comunque vogliono essere belli e quindi usano tutti questi cosmetici molto pesanti e che da un lato bisogna spendere un sacco di soldi e poi non durano a lungo, dovete usarlo tutti i giorni e quindi ci sono tantissimi vantaggi. Quando voi ripetutamente vi arrabbiate, la vostra pressione del sangue aumenta, avete mal di testa e anche molto spesso succede che uno muore eh, in molti paesi succede che le persone che si arrabbiano, che si ammassano a vicenda, si sparano a vicenda, hanno degli infarti, hanno degli incidenti automobilistici, perdono miliardi di dollari. Proprio miliardi di dollari vengono persi proprio a causa della gelosia, della rabbia. E tutte queste emozioni negative sono estremamente costose e inutili. Quindi quando andate nel supermercato, tutto quanto costa un sacco di soldi proprio a causa di questo modo sbagliato di vivere, questo modo errato, questa visione limitata, da questo stile di vita veramente con una visione molto limitata. Tutto quanto è basato sull'aspetto esteriore senza guardare all'esperienza interiore. Ecco perché tutto quanto è molto costoso e non necessariamente costoso. E quindi noi andiamo a comprare un sacco di cose, prendiamo tutte queste cose, dobbiamo lavorare come un somaro. Non avere pace, non dormire propriamente, quindi c'è la depressione, tutte queste cose. E quindi entrando nel nuovo anno, cercate di entrare nel nuovo anno con la pace nel cuore, con la compassione nel cuore, con l'amore nel vostro cuore. E quindi una delle cose più rispettose da fare è quello di vedere qualcuno, una persona che è sfortunato in un modo grazioso. La mente, la vita non è solo piena di infelicità o piena di felicità. È vero che ci sono tanti su e giù nella vita e quindi quando incontriamo tutti quanti i vari ostacoli e situazioni difficili, siete in grado di
di affrontare in un modo pacifico e sereno quello è successo. Normalmente è che noi non sappiamo che stile di vita avere e quindi che tipo di stile di vita che stile di vita bisogna avere, si adottano tutti quanti i modi sbagliati e quindi così abbiamo un sacco di problemi. E poi quando abbiamo i problemi non sappiamo come pensare, come risolverli. E quindi è veramente doppia o tripla perdita. E quindi la soluzione, numero uno, è proprio fin dall'inizio, bisogna cercare di pensare bene, se pensate cosa sono le conseguenze delle azioni che faccio, se sono troppo avaro, cosa sono le conseguenze, se ho questo stile di vita, che tipo di risultati avrò. Quindi non semplicemente pensare soltanto in termini di vite future, ma proprio in questa stessa vita. E quindi questo che ho detto ieri, la cosa importante è nelle vostre mani, è nella vostra scelta. Cosa diceva appunto un maestro tibetano, diceva non c'è nessuno che vi prende per mano e vi butta negli inferni. Anche dal punto di vista buddista, noi cerchiamo le benedizioni di Buddha, però Buddha non può, effettivamente non può, per quanto sia compassionevole, se noi non siamo in grado di mettere in pratica e Buddha non ci potrà portare nel nirvana o nelle vite future. Quindi non c'è nessuno che è in grado di essere così negativo che vi può prendere le gambe e vi trascina nell'inferno. Fisicalmente vi possono distruggere, sì, però ma no, nessuno vi può toccare la vostra mente, nessuno può toccare la vostra mente. Quindi, nel vero senso della parola, la vostra felicità e la vostra sofferenza è nelle vostre mani. Ecco perché non ingannate voi stessi. E mi piace molto, non ingannate voi stessi. Mi piace molto questo. Perché che cosa vuol dire questo? Chi è che inganna se stesso? Sì, ci sono tantissimi che ingannano se stessi, no? Perché continuamente inganniamo noi stessi facendo quelle azioni che non dovremmo fare e non facciamo quelle cose che potremmo fare. E questo è ingannare se stessi. Non ci prendiamo cura di noi stessi in un modo corretto e quindi ci aspettiamo che gli altri si prendano cura di noi. E noi inganniamo noi stessi, non dobbiamo aspettare che gli altri ci ingannino, ok? Se voi volete che gli altri si prendano cura di voi, allora prima di tutto la cosa più importante è che voi stessi vi dovete prendere cura di voi stessi. E se voi non volete che le altre persone vi ingannino, allora prima di tutto la cosa più importante è che voi stessi non ingannate voi stessi. E quindi di base che ci vuole tempo, però se voi veramente trasformate e cambiate la vostra attitudine, anche se tutto quanto il mondo è in turmoglio e in difficoltà, voi sarete in grado di mantenere la vostra stabilità mentale, la stabilità interiore. E quindi questo è veramente insegnato nella storia, nella vita di Buddha stesso, quando lui voleva ottenere l'illuminazione, c'è questa storia di tantissime forze negative che arrivavano addosso per disturbare la sua meditazione, perché stava per ottenere l'illuminazione e quindi spinti dalla gelosia, loro sono arrivati nell'aspetto di come forze negative, con tutti i vari tipi di armi, cercando di danneggiare il Buddha. E questo simbolizza la rabbia e il rancore. Però eh, lui ha eliminato queste dalla sua mente senza essere disturbato e quindi questo non è stato non ha avuto successo. Allora le forze negative si sono emanate come nell'aspetto delle donne e danzatrici bellissime, cercavano di ingannarlo e le prendevano in giro, e cercavano di attirarlo con l'attaccamento, ma lui è rimasto costantemente in meditazione, così lui ha ottenuto l'illuminazione. Proprio lì, e questo è come è l'attaccamento, la rabbia, l'odio sono distruttivi. È proprio a causa dell'ignoranza che noi abbiamo l'odio, abbiamo l'attaccamento
e il rancore, l'odio è peggio della rabbia. L'odio vuol dire che proprio dentro dice no, voglio assolutamente niente a che fare con quella persona, voglio eliminare quella persona completamente, non la voglio avere. Questo è il lavoro dell'odio. Il confronto, l'attaccamento sembra meglio perché l'attaccamento è già vieni vicino a me, vieni vicino a me, ti amo. No, in qualche modo ci sono diverse mi piaci e ti amo. Qualcuno è bello, diciamo, se voi dite mi piace questo fiore, magari potete dire che mi piace questo, però magari lo togliete dalla pianta. Però se voi amate il fiore, se voi dite che amate che se lo tagliate, vuol dire che non state amando il fiore. Se voi amate il fiore, dovete mettere l'acqua e non staccarlo. Quindi la differenza fra avere il piacere e amarlo. E quindi non bisogna cercare di avere, mi piacciono gli esseri senzienti, ma amare gli esseri senzienti. Quindi l'insegnamento, quello che si trova negli insegnamenti, è come gli scienziati, come coloro che fanno le ricerche, è molto importante che dobbiamo conoscere, vedere questo flusso di emozioni negative, come fluiscono nella mente e vedere quali sono quelle che sono da nutrire e quelle cose che sono da eliminare e vedere quelle che sono distruttive e inutili e cercare di eliminare dalla mente. Questo è il nostro lavoro, che sia Buddha oppure no, che ci siano le vite future oppure no, noi vogliamo essere felici adesso, quindi queste sono le cose che dobbiamo fare ora, non soltanto la felicità, ma soprattutto avere una felicità che sia duratura e che sia affidabile e quindi il modo migliore di prendere cura di se stessi. Ecco perché noi parliamo di avere a che fare con queste emozioni negative, quindi agire con queste emozioni negative nel senso di riconoscere ed eliminarle. Poi un'altra cosa è che non dovete assolutamente preoccuparvi quando otterrete illuminazione, quando sarete fuori dal samsara. Quindi se voi cominciate a muovere verso il nirvana e verso l'illuminazione, noi dovremmo cominciare a essere contenti di essere gioiosi. Esattamente quando andiamo a fare un trekking, per esempio, se voi pensate sarete contenti soltanto se arriverete soltanto quando arriverete alla vostra destinazione, pensate soltanto a quella destinazione e non godete nel fare il percorso, non vedete tutte quante le scene e i paesaggi che ci sono intorno, non state veramente viaggiando bene. E quindi è proprio il viaggio, il percorso, non la destinazione, ma il percorso per arrivare. Quindi gli insegnamenti buddisti dicono che la bellezza degli insegnamenti buddisti è che quando tu pratichi, tu ti muovi di pace in pace. Il sentiero che si percorre è pace, il metodo è pace, saggezza, compassione, queste qualità incredibili. E quindi per poter sviluppare queste qualità non è necessario che voi vi sediate fuori nel sole e bruciate e vi bruciate. Basate non bisogna evitare gli estremi del, del, del lusso e anche l'estremismo dell'ascetismo. Quindi bisogna muovere così di pace in pace, rimanere nella via di mezzo. E questo è veramente un insegnante incredibile, un insegnamento incredibile. È un viaggio interiore, quindi la soluzione di tutti quanti i problemi è proprio lì, nella nostra mente. Quindi il modo migliore di cambiare voi stessi, il modo migliore di cambiare il mondo è quello di usare l'amore, e usare l'amore sopra la paura, usare l'amore sopra le emozioni negative. Proprio adesso, per esempio, a causa della pandemia, naturalmente abbiamo incontrato un sacco di problemi, però adesso a causa della pandemia la nostra comunità globale si sta svegliando dalla realtà in un certo senso. E questo è un'altra cosa. Ecco perché gli insegnamenti buddisti c'è questa la sofferenza e l'introduzione per la felicità. Quando voi avete problemi come quello che stiamo sperimentando adesso da questa pandemia, vedete questa come un'opportunità ottima per cambiare e determinarsi a essere migliori. E quindi proprio adesso la nostra comunità globale si sta svegliando alla realtà che ci sono potenzialità
che dei cambiamenti catastrofici possono succedere. Non soltanto questa pandemia, non è niente di particolare in confronto al clima che stiamo sperimentando, ai vari cambiamenti climatici che stiamo sperimentando. Con queste storie di tutte quante le cose che stanno succedendo all'orizzonte per causa di queste circostanze, a causa della realtà, adesso siamo chiamati ancora di più che un altro di cercare di incarnare la saggezza spirituale che ci permette di essere presenti nella realtà. Magari fisicamente siete da Ramsala, però non siete presenti, la vostra mente da qualche altra parte. Questo mi ricorda quando ero giovane, quando andavo a lezione, leggevano il vostro nome, dice sì, sono qua, sono presente, quando facevano l'appello in classe. Sì, Yeshe Lakton, sei presente, sì, presente. E così noi normalmente non siamo presenti. La maggior parte del tempo la nostra mente è in giro, vagante, e che sta correndo dietro agli oggetti. Non andate mai indietro, non lavorando, sviluppare la compassione, sviluppare l'introspezione, avere l'attenzione mentale. Questo il nostro corpo è come proprio una casa, no? E se voi avete una casa, immaginate se non state in quella casa per un mese, cosa succede alla casa? Cosa succede? La casa comincerà a disintegrarsi, la casa comincerà a raccomunare, diciamo, l'umidità, la casa comincerà a creparsi e quindi comincerà a cadere a pezzi. E così la stessa cosa dentro di noi. Noi difficilmente guardiamo quello che succede dentro di noi, non siamo dentro la nostra casa, siamo sempre fuori, quindi interiormente stiamo rompendoci, quindi abbiamo la depressione, solitudine, sono tutti quanti segni di crepe interiore e quindi dobbiamo cercare di proteggere questo, di cercare di essere attenti, perché non siamo mai dentro, siamo sempre fuori. Raramente cercate di guarire queste situazioni o avere tutto sotto controllo. E cosa avete fatto fino adesso? Invece di stare dentro e cercare di aggiustare questi problemi emotivi, quello che abbiamo fatto è che abbiamo cercato di aggiustare le cose esteriori come sono le nostre attrezzature, tutte quante il nostro aspetto, di avere le cose belle, di essere vestiti moderni e così via. E per fare questo cose esteriore uno continua a cambiare la propria stanza, comincia a cambiare l'arredamento, cambiare e così continuate a cambiare il marito, cambiate la moglie, continuate a cambiare e cominciate a pensare, ah, ho fatto un errore, o mi sono sposato con questo marito, con questa moglie, il problema è con la moglie, quindi voglio divorziare e quindi magari sposarmi con la seconda, magari questa potrebbe essere, sarà meglio e quindi anche quello non funziona, quindi ancora non realizzate che siete voi che state facendo l'errore e quindi date la colpa sempre all'esterno. Qui è l'errore del marito, l'errore della moglie e quindi si cerca di avere il secondo marito, si finisce questo secondo matrimonio, continuiamo a cambiare la parafernalia esteriore senza guardare dentro di sé. E questo è il problema. Ecco perché il problema è come i problemi climatici e tutte queste la pandemia, chiaramente, veramente ci dicono dovete assolutamente cercare di guardare la vostra strada, non trattate gli animali così in un modo così crudele, non pensate che la terra appartenga soltanto a voi, cercate di vivere in armonia con tutto quanto, bisogna realizzare questo ambiente, queste cose, tutte quante le risorse hanno un limite. Non guidate la vostra vita di consumismo esagerato e pensando che le risorse naturali sono senza fine. Qualsiasi cosa che è materiale, qualsiasi cosa che è fisico, per definizione è limitato.
chiaramente una chiara indicazione che siccome noi abbiamo vissuto la nostra vita con scontentezza, continuamente abusando delle risorse naturali, siamo arrivati a questo punto. E questo è il risultato, il danno che abbiamo dato alle risorse naturali. Ora noi vediamo queste cose che c'è l'inquinamento, ci sono gli tsunami, terremoti, e moltissime di queste cose sono in relazione al nostro modo sbagliato di vivere e il nostro stile di vita sbagliato. Ecco perché non c'è assolutamente, cercate di essere troppo intelligenti, non c'è assolutamente, non c'è assolutamente il modo di trovare delle soluzioni fuori, ma bisogna trovare delle soluzioni interiori. Molte persone recentemente mi hanno chiesto di dire qualche cosa riguardo la la vita dopo dopo il Covid-19. Qualsiasi cosa, no? Bisogna realizzare che a meno che voi non fate la vostra strada, a meno che voi non siate compassionevoli, a meno che voi non vi prendiate cura dell'ambiente, noi soffriremo sempre di più. Sfortunatamente. Ecco, non c'è assolutamente un bottone che si può spingere per ottenere l'illuminazione. Tutti quanti noi dobbiamo dare il nostro contributo. Tutti quanti noi dobbiamo dare il nostro contributo. E Sua Santità il Dalai Lama, per riassumere quello che ha detto Sua Santità il Dalai Lama, voi dovete vivere la vostra vita in un modo tale che perlomeno beneficiate 10 o 20 persone nella vostra vita o 10-20 esseri senzienti. Allora, se fate questo, la vostra visita su questo pianeta è di beneficio. Quindi dobbiamo considerare noi stessi come dei visitatori, dei turisti su questo pianeta. Se voi non potete andare a Dharamsala, a visitare Dharamsala dove vivo, cosa fate? Come visitatore cercate di avere delle belle fotografie, godere del cibo, mangiare del cibo, poi chiedere alle persone se siete la cultura e così via, le cose così in quel paese, cercate di imparare delle cose e poi andate via. E poi cercate di essere vivi, di vivere in armonia con le persone e fare queste brevi visite. Ecco, così noi dovremmo fare e dovremmo, i visitatori turisti fanno così, così allo stesso modo tutti quanti noi siamo dei visitatori, dei turisti su questo pianeta. Quindi noi dovremmo agire come dei buoni turisti, dei buoni visitatori. Non siamo qua a cercare di sprecare questo mondo, le risorse naturali e usare tutte le spazzature. Ho visto con i miei occhi che cioè, persone molto istruite che guidano nelle macchine molto lussuose, però al supermercato comprano qualche cosa e buttano la spazzatura per terra così. Non è il segno di una persona istruita, una persona educata. Questo non è il segno di una persona educata. Noi consideriamo questa terra come la nostra madre. Dobbiamo considerare che voi la chiamate madre o no, ma la terra è la fonte della vita, è il nostro nutrimento. E quindi nel sistema medico tibetano prestiamo molta attenzione al cibo, alla medicina, queste cose. E poi diciamo, il cibo che noi mangiamo viene dall'ambiente esterno. Le medicine che noi prepariamo anche vengono dall'ambiente esterno. Quindi, dal momento che cosa sia, immaginate che l'ambiente esteriore, che è la fonte del vostro cibo, la fonte delle medicine, se tutto l'ambiente esteriore stesso è inquinato e contaminato, allora potete immaginare che tipo di cibo avrete, che tipo di medicine avrete, che tipo di acqua avrete. E quindi questa è veramente una domanda, veramente riguardo una questione di vita o di morte. E quindi, se questo nuovo anno, moltissimi altri nuovi anni che verranno,
Dobbiamo vedere la sofferenza e queste sfide come sono lezioni importanti da imparare. Particolarmente durante questa pandemia abbiamo imparato moltissime cose e siamo riusciti, possiamo riprendersi cura e vedere come siamo compensati. Siamo preparati, effettivamente siamo pronti anche in quello che in questi paesi molto sviluppati, anche ugualmente stanno soffrendo molto di più. What went wrong? E allora che cos'è? Che cos'è che è andato sbagliato? Cos'è che è andato sbagliato? Cos'è che c'è stato prima di tutto, proprio fin dall'inizio, a causa di questa mancanza, c'è mancanza di compassione, mancanza di compassione e armonia. Quindi in modo tale che in futuro non ci sia più mancanza di armonia, mancanza di pace, mancanza di compassione. Cercate di vivere la vostra vita, cercate di vivere in accordo al vostro capacità di discernimento con la saggezza. Cercate di vivere la vostra vita in un modo tale che questa vi porti armonia, pace, felicità a tutti quanti. Quindi vivere in armonia e quindi ogni giorno noi dobbiamo imparare a vivere con un sorriso e imparare a vivere per cercare di aiutare gli altri esseri senzienti. E se voi fate questo, allora non c'è assolutamente niente che naturalmente come esseri umani, con la sensibilità umana, allora sì, ho beneficiato qualcuno oggi. Sì, effettivamente ho fatto qualche cosa che aiuterà le generazioni future. Sì, ho fatto qualche cosa per preservare l'ambiente. E quindi questo è veramente molto importante fare questo. Se non siete capaci di fare questo, allora semplicemente mangiare e dormire, andare al gabinetto. Mm. Allora, allora, non soltanto noi saremo come degli animali, siamo veramente inutilmente, rendiamo noi stessi inutili semplicemente utilizzando il nostro corpo per mangiare e dormire nel gabinetto. Ok, grazie. Spero che voi abbiate una grandissima felicità in questo nuovo anno. Il cosiddetto nuovo anno, però è la cosa più importante, voglio ripetere ancora, che voi prendetevi cura di voi stessi. E voglio ricordarvi ancora questo, normalmente diciamo quando incontriamo qualcuno e poi ciao, ciao, prenditi cura, ciao, prenditi cura di te stesso. Nessuno dice ciao, io mi prenderò cura, soltanto voi stessi. Questo è quello che dice Buddha, no? No, no, arrivederci, prenditi cura. A meno che voi non vi prendiate cura di voi stessi, nessuno si prenderà cura di voi nel vero senso della parola, anche il vostro migliore amico. Non voglio dire che magari potete avere dei grandissimi fratelli, sorelle, ma loro non possono entrare, non possono nel vostro cervello e pensare nel vostro modo, o far sì che voi possiate essere, sì, possono darvi un po' di soddisfazione, possono dare delle cose, però non possono stare nella vostra mente e vedere che cos'è che non va nella vostra mente e renderla più felice e tranquilla. Soltanto voi lo potete fare, quindi cercate di essere felici e godete di ogni momento, ogni minuto e quando voi godete di ogni minuto, ogni giorno, allora in quel modo voi sarete in grado di vivere e godrete ogni anno e ogni nuovo anno. Grazie, grazie. Grazie tantissimo che ce l'ha. Mm, mm. Noi abbiamo moltissime domande che ce l'ha. Che ce l'hai pronto? Adesso, adesso ho dei problemi. Marga, Yes. Marga, puoi... Yes, hello. Ah, hello, Tashidele, buongiorno, Tashidele a tutti thank you quanti. for the speech. Grazie per questi Um, insegnamenti. I have a question Ho una about domanda riguardo the feeling alla, of jealousy alla and sensazione anger. di gelosia e rabbia. In general, I'm In very generale, happy io sono veramente, and I'm happy cerco, to sono una feel persona very contenta, privileged. sono molto contenta, mi sento molto I privilegiata, feel that però whenever I sento have a feeling of che quando ho questi jealousy or sentimenti di anger, gelosia o di rabbia, somehow
in qualche modo trovo non posso raggiungere la mia saggezza. Sembra che in quel momento non funziona e quindi dopo realizzo che avrei dovuto agire in un modo più positivo, in un modo più amichevole. E quindi cosa posso fare per avere questa realizzazione di essere più positiva nel momento, quando sono arrabbiata, quando sono in accordo alla scienza, tutte le emozioni sono necessarie. Non c'è assolutamente niente di positivo e di negativo in accordo alla scienza. Per cui questa rabbia, questa gelosia vengono in accordo a loro. Ok? Questo è un modo di vedere. Un altro modo di guardare l'accordo al buddismo è che qualsiasi tipo di azione che direttamente o indirettamente danneggia te e danneggia gli altri e ti rende infelice, allora queste sono cose negative, quindi cercare di non nutrirle. E quindi io parlo più dal punto di vista del buddista, e quindi la cosa importante è quando vedi queste, la prima cosa devi vedere queste emozioni negative come negative. Però questo non vuol dire che vedendo che le emozioni negative come negative, queste vengono completamente eliminate. Ecco quello che ho detto proprio all'inizio, siamo così abituati a queste emozioni negative, siamo così condizionati da queste emozioni negative che vengono automaticamente. E quindi questa è una chiara indicazione che non siamo abituati alle cose positive, anche quando noi cerchiamo di sforzarci, che non vengono così facilmente. E quindi abbiamo bisogno di diventare familiari e abituarci con le emozioni positive. Però è buono che quando un'emozione negativa la riconosciamo e siamo in grado di vedere che è un'emozione negativa, e quindi quello è un buon passo. Molte persone non vedono neanche quello come una cosa negativa. E quindi ora voi dovete cercare di vedere che la rabbia, per esempio, quando viene la rabbia sorge perché voi avete nutrito la rabbia, quindi non bisogna. Il cibo è la mente infelice. E quindi più che potete, dovete essere felici. E quindi delle volte dico quando si danno le iniziazioni tanti, dico alle persone, vi do l'impegno, e le persone dicono qual è l'impegno? E dico loro l'impegno è di non, non dare, far sì che la tua mente non sia mai, 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 mai nell'infelicità, fai sì che la tua mente sia sempre, sempre, sempre nella felicità. Ok? Quindi cercate il più possibile di tenere la mente nella felicità, e quindi per essere felici è veramente molto importante. Quindi le emozioni negative come la gelosia è veramente connessa con l'attaccamento. Per esempio, se non hai una Mercedes e sei geloso, semplicemente essere geloso, non ottieni la Mercedes, e quindi è veramente torturare se stessi. Invece di essere geloso, dice, sono molto contento che hai questa macchina. Dice, anche se tu sei geloso di un'altra persona o di un'altra, dovete veramente cercare di essere rallegrati delle cose che hanno. Sviluppiamo gelosia per gli altri perché non abbiamo amore. Moltissime di queste azioni negative è perché non sono un'indicazione chiara, perché non amiamo le altre persone. Quindi se voi, il vostro figlio ha comprato la Mercedes, non avete gelosia per quello. Invece siete veramente molto contenti come madame, mio figlio ha una bella Mercedes, ok? E quindi voi sarete molto contenti come il vostro figlio che l'ha comprato la macchina. Quindi le altre persone hanno questa Mercedes e non vi sentite contenti, quindi c'è gelosia. Questo non vuol dire che non avete abbastanza amore. Ecco perché la cosa più importante è che quando voi praticate le quattro incommensurabili, una si chiama l'incommensurabile gioia, e quindi non soltanto compassione, l'amore, ma l'incommensurevole, l'immeasurabile gioia, e quindi essere contenti quando le altre persone stanno bene. Quindi, per esempio, questa mattina, per esempio, in America ci sono alcune persone che sono atterrate
hanno viaggiato per 300 miglia e sono atterrati su Marte. E tutto questo team di persone che stavano guardando il computer, queste cose tecnologiche, erano contenti, felici, contentissimi, incredibili, wow, 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 contentissimi di questa cosa qua. E questo è veramente molto incredibile vedere questo. E quella persona che era andata su Marte, la suba, tu non essere contento, come se tu fossi su Marte, quando hai questo senso di unità. Questo è veramente molto importante. E quindi, detto negli insegnamenti buddisti stessi, dicono che se tu hai un figlio che hai istruito, sta cercando un lavoro ma non ha lavoro, poi a un certo punto ottiene un buon lavoro, sei resti così contento. E quindi anziché essere geloso, perché a livello ordinario se vostro figlio non ha lavoro, allora c'è la madre e il padre, voi dovete cercare di prendervi cura di quella persona, ma adesso questa persona adesso è capace di prendersi cura di se stessa, ha un buon lavoro, sareste così contenti di non dover preoccuparvi più. Così tutti quanti i nostri altri esseri senzienti sono nostri fratelli e sorelle, per cui gli altri esseri senzienti hanno le cose. Questa nuova macchina, dici, wow, oh, sono proprio contento che abbia questo. Ok? Ok, grazie. La prossima domanda è da Isabella. Isabella. Sì, ti sentiamo, ci vediamo. Grazie tantissimo di questa. La mia domanda è riguardo al karma, c'è il karma individuale e il karma collettivo. Penso in una famiglia c'è il karma collettivo, altrimenti noi non saremmo stati insieme, sì? E se una persona della famiglia si rompe una gamba, è il karma individuale, è il karma collettivo della famiglia o un karma. Entrambi sono possibili, no? Perché se lui si è rotto la gamba, non la tua gamba, quello è il karma individuale. Ma siccome ha rotto la sua gamba, è parte della famiglia, allora anche voi sperimentate infelicità e questo è il risultato di karma collettivo. Però vuol dire prima che la persona si rompa la gamba, c'è la famiglia, ha un'influenza karmica che ha fatto sì che quella persona si è rotta la gamba. Voi siete stati insieme e avete sperimentato la stessa cosa insieme. Quello si può dire che è il risultato del karma collettivo. Però ancora gli esseri senzienti, se agiscono sperimentando in un modo diverso, quello generalmente è a causa del karma individuale. Bene, grazie. Grazie tantissimo Gisela per questi insegnamenti. Io ho scritto la domanda, adesso il mio inglese non è molto buono, però tu parli di rabbia e come tutti quanti ogni tanto abbiamo più rabbia e io sono molto interessata da vari anni non soltanto di comprendere, ma anche cercare come smettere questi momenti, di interrompere questi momenti. Da un momento che abbiamo prendo questo bicchiere, lo butto fuori, non lo faccio, però il mio desiderio è quello di scaraventarlo. Potrebbe essere molto pericoloso, potrebbe uccidere qualcuno, può danneggiare qualcuno. Quindi la mia domanda per essere più precisa è qual è il metodo che tu usi nella tua vita quotidiana? Sai che gli insegnamenti, parlo sempre di Trump che dice soltanto con Shamatha non puoi smettere di avere questo tipo di energia che è molto forte. Quindi, qual è il tuo metodo? O
per poter affrontare queste energie negative. Hai bisogno di vedere la natura distruttiva e le conseguenze della rabbia e di qualsiasi altra emozione negativa. Per esempio, quando ti arrabbi, per esempio, se tu vedi, cerchi di buttare il vetro o questo bicchiere contro il muro, allora se colpisce qualcun altro, dice le conseguenze di questo cosa sono? Che magari puoi colpire qualcuno, magari se quando butti questo bicchiere, poi dopo quando la tua rabbia è finita, allora sei dispiaciuto perché hai rotto questo fantastico bicchiere e quindi veramente non è buono per niente, quindi hai ragione. Vuoi diventare matta oppure no? Vuoi veramente impazzire? È meglio diventare una persona impazzita o una persona stabile? Non è, non è buono diventare una persona matta e quindi quando ci arrabbia veramente siamo completamente folli. È perché non potete controllare voi stessi e quindi dovete cercare di pensare: è buono per me arrabbiarmi oppure no? È meglio che io non mi arrabbi. Quindi la ragione per cui le persone si arrabbiano normalmente è perché loro pensano che quando vi arrabbiate avete l'energia più forte, più stabile, sei in grado di dire delle cose che non saresti in grado di fare e delle cose che non potresti fare. Quindi hai questa energia esterna, quindi che vi dà diciamo, una forza di più. Quindi le persone diventano più rabbie, quindi sei abituato con questo e quindi c'è questa ragione seconda. E quindi è vero che quando ti arrabbi hai questa, diciamo, energia esteriore, questa speciale energia, però quel tipo di energia è un'energia cieca. È un'energia cieca non è sicuro che colpirà il bersaglio oppure no. Quindi, senza arrabbiarsi, puoi anche essere una persona forte comunque, puoi comunque essere in grado di prendere delle decisioni, come per esempio Nelson Mandela, una persona veramente forte. E dice che Sua Santità Dalai Lama, anche molto forte, anche lui era veramente una persona molto determinata, però non attraverso la rabbia. Ecco per quello, ecco cosa abbiamo bisogno, però ci vuole del tempo, quindi non vi preoccupate, non potete ottenere l'illuminazione immediatamente, però tutti quanti noi possiamo cambiare vedendo le conseguenze negative delle emozioni negative e possiamo cominciare adesso, possiamo continuare adesso, piano piano però saremo in grado di avere successo, ok? Ok, grazie, grazie. Grazie che ce l'ha. Poi Mantas, puoi togliere il muto? Grazie. Grazie Geshe, per i suoi insegnamenti, Geshe-la. E voglio chiedere la tua percezione riguardo la percezione buddista riguardo la, la psicoterapia e la psicoanalisi, quando tu pensi che sia utile e quando è veramente utile investigare il tuo passato, guardare i tuoi traumi, le tue sofferenze in un modo, puoi portare tanta attenzione a quello che è successo o è semplicemente un altro attaccamento che è proiettato che per risolvere i problemi della sofferenza quel terapeuta che è sempre pronto perché paghi dei soldi per lui. Io vorrei dire che il miglior psicoterapeuta era Buddha, però naturalmente questo non è la psicoterapia che fa questo per avere dei soldi o per avere un guadagno. In Occidente, se vediamo, diciamo, questa crescita di queste psicoterapie e così via, psicoanalisi come nei vari paesi, se voi pensate che qual è la ragione per questo, pensate qual è la ragione di questo, della terapia, della psicoterapia o della psicoanalisi? Non vi siete presi cura abbastanza di voi stessi, del vostro corpo, della vostra mente e sempre correre di qua, correre di là, e vi stancate. Ho visto molte persone che lavorano tantissimo per avere soldi e non prendersi cura della propria salute, non prendersi cura del proprio corpo e poi si ammalano.
Allora poi quindi i soldi che loro guadagnano li devono spendere per andare alla psicoterapeuta, e questo è veramente uno scherzo. E quindi nella vita è importante, voi avete bisogno di soldi, però non al costo di ammalarsi fisicamente o psicologicamente. Quindi uno dei miei suggerimenti è: non correte perché tutti quanti corrono. Non essere così impegnati perché tutti quanti cercano di essere impegnati. Sì, avete bisogno di lavorare, ma dovete farlo in un modo da avere tempo per riposarvi, stare con i vostri amici, stare a fare le passeggiate, stare nella natura, dedicare del tempo per cercare di avere il giusto dormire. Quindi non avete bisogno di andare dallo psicoterapeuta. Però io non vado dallo psicoterapeuta. No, io penso che nessun tibetano va dallo psicoterapeuta. Quindi sì, vanno a ricevere insegnamenti, però la maggior parte di loro non hanno questi disturbi mentali. Per quale motivo? Perché nella vita regolare, nel ciclo vi prendete cura bene di voi stessi, e allora tutti questi problemi non ci saranno. Perché se voi non potete aggiustare la vostra vita semplicemente come si aggiusta un'automobile o un macchinario, se fosse una macchina, se ci sono delle parti rotte, cercate qualcuno che ve le possa aggiustare, ma non possiamo aggiustare la nostra vita in questo modo. Quindi, ancora, io direi la cosa più importante è quella che dovete prendervi cura di voi stessi molto bene. E poi, anche se voi dovete andare dallo psicoterapeuta, io non sto dicendo che non devi andare, però devi andare perlomeno qualcuno che ha amore e compassione e che ha veramente desiderio di aiutare gli altri, altrimenti le persone fanno tantissime cose, non solo psicoterapia, ma fanno da dottori. Moltissime persone fanno tantissime, fanno questo come professione, come un affare, quindi è veramente molto importante che voi vi prendiate cura di voi stessi molto bene, e così non avete bisogno di andare dallo psicoterapeuta, non dovete andare a prendere tante medicine. Io non sto dicendo ancora che ci sono delle occasioni in cui bisogna prendere delle medicine, andare all'ospedale, questo non sto andando all'estremo, però vivete la vostra vita in un modo tale che voi siete a posto con voi stessi. Ok? Ok, grazie. Agia? Agia? Grazie Geshe-la. È sempre bene sentirti, ascoltarti, è sempre è veramente piacevole ascoltarti. Ieri tu hai parlato riguardo alla pratica e hai detto che la pratica spirituale, ora, questa parola spirituale è veramente dal punto di vista buddista è intricante questa, quando parli di pratica fisica lo capisco, quando parli di posso anche relazionarmi all'emotivo, quando parlo mentale posso avere a che fare, però quando parli di pratica spirituale, questa parola spirituale dal punto di vista di buddista non sono capace di comprendere dal punto di vista buddista che cosa vuol dire spirituale nella prospettiva buddista, e se c'è una parola nel tibetano che dice riguardo l'aspetto spirituale. Ok, naturalmente quando si traducono una particolare religione che è nata in una cultura diversa, in un'altra cultura che è portata in un altro contesto, allora ci sono tantissime difficoltà. Non è soltanto la parola spirituale, ma anche tantissime delle parole che ho usato spesso sono veramente confondono molto, perché queste parole che noi usiamo, la lingua che noi parliamo, è nata con un contesto culturale diverso. Dicendo questo, comunque ci sono delle cose che sono simili, che per esempio nel caso della parola quello che è spiritualità, viene dalla parola inglese spirito. La parola spirito in inglese è diverso dall'anima. Se dico anima, generalmente
allora c'è la comprensione nell'Occidente, nella filosofia occidentale o nella religione anima è qualcosa di permanente che noi non accettiamo come nel buddismo. Quindi diciamo, parliamo di mancanza del sé o mancanza dell'anima. Però quando parliamo di spirito, si riferisce più a un qualche cosa che è il tuo essere, è il tuo essere. Ok? Molte persone parlano di spiritualità quasi come pratica religione, cosa pratica religione, però di base la uso come qualche cosa che è in relazione a tutto il vostro essere, qualche cosa che è la vostra essere. E quindi ci sono delle nuove traduzioni adesso, quello che si intende per spirito nel contesto buddista, e quindi la parola che noi usiamo, particolarmente io la uso come Semtun. Sem vuol dire mente, qualche cosa che è in relazione alla mente, è qualche cosa che ha il significato di mente, lo chiamiamo spirito. Quindi la cosa interessante con questo fenomeno dello sviluppo della spiritualità, da un lato, quando sono andato a una conferenza internazionale in Messico molti anni fa e molti leader religiosi sono venuti lì e c'erano tantissime discussioni riguardo queste. Quindi in cui ci sono, mi ricordo bene, c'era uno scienziato che ha scritto un libro in confrontando la religione e la spiritualità, e lui ha scoperto che la spiritualità è molto più di maggior beneficio che la religione. Perché quando noi parliamo di religione non sto dicendo che la religione è cattiva in generale, quando parliamo di religione ancora parliamo, dobbiamo avere il buddismo, il cristianesimo, l'Islam e così via. Chi segue la religione, le persone ordinarie dicono ah, la mia religione è questa, e quindi creano divisioni e quindi litigano in nome della religione. Quindi a causa di questo hanno cominciato a dare più enfasi alla spiritualità che non alla religione. Le persone hanno cominciato a enfatizzare sull'etica secolare, e quindi se guardiamo indietro, particolarmente nel mondo occidentale, c'era un momento in cui, quando qualsiasi altra parte del mondo, le nazioni erano guidate principalmente dalle persone della Chiesa. E quindi la Chiesa era lo Stato, qualsiasi cosa lo volete chiamare, che governava. Quindi le persone che pensavano, oh, quando tu sei guidato dalla religione o dalla Chiesa, naturalmente ti metti in relazione a Dio e così via. E quindi parli e dici come sono in relazione a Dio. Le persone ordinarie non possono capire. Quindi sembra quasi, la mia comprensione è che, in caso per favore, la mia comprensione è che sembra che le persone che dicono sì, se tu vuoi fare questa pratica religiosa, sì, vai con quella, va bene, però per guidare il paese bisogna separare, avere lo Stato separato, e quindi ecco così come c'è la separazione fra Stato e Chiesa è apparsa. Quindi in generale gli Stati non parlano della religione, parlano di spiritualità, parlano di etica secolare, e quindi quando noi parliamo di questo è un modo di pensare, una linea molto interessante. Se guardiamo la scienza stessa, all'inizio dicevano che era la metafisica, perché all'inizio c'era soltanto, era vicino alla filosofia, la scienza, molta metafisica, che sono al di là della realtà fisica, e quindi ancora se questa realtà metafisica, però parliamo della parte fisica, e quindi non quelle che non possiamo vedere, parliamo delle parti fisiche, ok? Che è la madre di tutte quante le scienze. C'è un modo di pensare, se noi vediamo come la scienza è arrivata dallo Stato e dalla Chiesa, la spiritualità e la religione, poi dopo l'etica secolare, così c'è una linea di pensiero che infatti è più quello con cosa noi possiamo metterci a confronto e così via. Quindi la mia comprensione dobbiamo metterci in relazione a qualcosa che siamo in relazione alla nostra mente di base, niente con una particolare religione, ok? Ok. Yashara, delle volte io trovo che questa parola, quando noi la usiamo, le persone cominciano a chiedere che cosa si intende. Magari non è appropriato, magari nel caso del buddismo,
che la pratica, puoi sempre usare l'addestramento mentale, però quando noi parliamo di addestramento mentale c'è anche moltissime domande. Ci saranno sempre delle domande. Ok, grazie che ce l'ha. Ho letto quello che hai scritto, sono completamente d'accordo con te e per me, dal mio punto di vista, It's 5:30, it's still going on. I mean, what is this, yaar? non ho capito niente. But should I put that down? Non riusciamo a sentire bene, quindi non abbiamo capito quello che sta chiedendo. You're on mute, Kumpen. Yeah. Ah, I'm so sorry, Geshe-la. oh, scusa. Adesso abbiamo ancora l'ultima domanda, va bene? Yeah, Amici. Amici, you are last. Amit, Please unmute Amit, yourself. Don't be Amit, non fare come ho fatto io, cioè, ecco, grazie grazie tantissimo, fantastico l'insegnamento, molto bello, molto semplice, molto potente e profondo. Ha menzionato che dobbiamo prenderci cura di noi stessi bene, anche ha menzionato che noi dobbiamo prenderci cura delle persone che sono intorno e far sì che le persone, che la tua vita ha senso se ti sei preso cura di 20 o 30 persone. Il mio conflitto interiore è quando noi, questa è veramente una linea molto interessante. La mia confusione è questa, che anche se io cerco di fare del mio per essere al servizio degli altri, però delle volte finisci in una relazione che potrebbe essere una relazione con un partner nella vita, un partner nel lavoro oppure nel vicino di casa, che nonostante tu cerchi di fare non lo riconoscono lo sforzo e quindi loro cercano di trovare un modo per litigare. In quel momento tu non ti senti come di fare delle cose buone per loro perché ti senti danneggiato e amareggiato, come posso creare la linea e rendere la mia vita significativa al di là nonostante tutte quante le circostanze negative che ti trovano, sono intorno a questo. Veramente ho costantemente cerco sempre di far prevalere delle cose positive, però ho sempre questa linea di qui dobbiamo riconoscere il fatto che noi non siamo ancora dei Buddha, non siamo degli esseri illuminati, quindi siamo degli esseri ordinari, quindi le emozioni saranno sempre lì, quindi ci saranno sempre gli alti e bassi e così via. Tutti quanti non siamo degli illuminati, per cui abbiamo questi problemi, sai, perché siamo completamente, viaggiamo in questa malma di emozioni negative e quindi l'essenza dell'insegnamento di Buddha è quello di utilizzare il cuore e la mente. E quando parliamo di avere compassione per se stessi, compassione per gli altri, il più possibile cercare di essere gentili, però quello non vuol dire che voi lasciate che gli altri non necessariamente che saltino addosso e scalpessino i vostri diritti e che si prendano vantaggio di voi. Quindi le persone ingiustamente si prendono cura si vantaggio sua vita, se ne approfittano di voi, quindi cercare il più possibile ancora, siamo degli esseri ordinari, magari ci potremmo arrabbiare, queste sono le cose più possibili, no? Bisogna cercare, dovete cercare di dare una risposta senza arrabbiarsi. Perché quando voi vi arrabbiate non sarete più capaci di dire le cose che dovreste dire, perché siete completamente folli in un momento come ho detto prima. Quindi senza arrabbiarvi dovete semplicemente dire con delle ragioni valide, quindi cercate in questo potete essere veramente assolutamente molto forti e senza non necessariamente danneggiare l'altra persona, però cercare di dire le proprie cose
nel modo giusto. Naturalmente ancora è più facile dirlo che farlo, perché nel mondo di adesso voi stessi avete ascoltato molte persone che mi hanno fatto questa domanda e quindi non soltanto una persona, però tantissime persone mi chiedono questo, cioè, questo grande, questo è il mio, il padrone, il mio capo al lavoro, ci sono un sacco di persone che sono così e quindi persone che corrono dietro i soldi cercano di compiacere quella persona per avere i loro favori e così via. E quindi cercare di vivere onestamente, cercare di... E quindi se uno invece si lascia prendere, non è una situazione facile naturalmente, però ci sono tantissime possibilità, dobbiamo cercare di non essere intrappolati in queste situazioni, quindi cercare di cambiare, cercare di vedere le cose, ok? Quindi delle volte non è facile e in quei casi non dobbiamo mostrare la propria rabbia o le cose che non ci piacciono esteriormente, essere così. Quindi cercare di prendere i modi giusti e quindi potete vedere situazioni diverse, cercare di non confrontarsi direttamente. Non sono un esperto, quindi cercate di vedere tutte quante le varie tecniche, adottare di varie tecniche, semplicemente spiegare il problema con una tazza di tè e così via. E quindi cercare occasionalmente, cioè quando la persona è di buon umore, cercate di spiegare le cose in un modo buono e quindi questo è possibile. In questo cercate di adottare diverse tecniche. Ok, grazie, grazie. La cosa più importante è qualsiasi sia la situazione dal vostro punto di vista, dovete essere onesti. Dovete vivere la vostra vita in modo tale che voi non abbiate niente di cui pentirvi e quindi che nessuno possa criticarvi. E così siete completamente senza macchie, le persone diranno sempre qualche cosa, però non c'è niente di solido da dire. E quindi, ok. Grazie tantissimo, Gisela. Grazie, grazie, Gisela. Adesso ti vedo, grazie tantissimo Gisela, non solo per i tuoi grandi saggi e consigli, vedo le parole molto pratiche, possiamo vedere, veramente state direttore di una grande organizzazione per molti anni, avendo a che fare con tante persone diverse e quindi queste persone di tutto il mondo e quindi questo veramente si vede. Grazie per darci il suo tempo e quindi speriamo di possiamo ricevere ancora insegnamenti da te, di darti il benvenuto alla tua uscita per un grande e lungo corso. Grazie. Grazie, sì, spero proprio che possa succedere presto e grazie a tutti quanti per esservi uniti a noi, particolarmente per i traduttori, Siriana in Italia, Paloma in Spagna e venerabile Kunsang in Brasile. Grazie tantissimo per essere venuti a noi. Ci vediamo domani ancora. Domani abbiamo Gesù Matenzi Palmo che è con noi e quindi noi chiediamo, mandate le vostre domande, magari ci potrà essere un po' di domande risposte anche dal vivo, però alle 2 mostreremo il film della sua vita alle 9:30 per l'Italia e poi alle 11:30 domande e risposte con Gesù Matenzi in Palmo. Grazie tantissimo, Gisela. Grazie, grazie tantissimo. Grazie.